Allora, siamo ritornati, abbiamo un collegamento dal petrolchimico, da un capannone del petrolchimico di Porto Marghera. Ricordo anche l'indirizzo perché insomma magari una persona dicono ma dove si trova? È in tra via Bottenigo e via Fratelli Bandiera, proprio a Marghera. Siamo collegati con Davide Camuccio, adesso segretario provinciale della Filctem di Venezia, ci stava raccontando un momento della storia, cercavamo di immedesimarci al periodo anni 70, un momento significativo, tutt'altra destinazione d'uso di questo capannone. Sì, infatti va sottolineato e detto in modo abbastanza chiaro anche al Comune di Venezia che questo non è un luogo che ci è stato regalato dal padronato, da quello che una volta era l'ENI, la Montedison, ma è un luogo di conquista. Sempre gestito dal sindacato, noi siamo qui da 52 anni, ma mi viene da sottolineare, perché poi la storia la racconteranno con dovizia di particolari anche gli altri miei ex colleghi, gli altri segretari generali che sono qui con me, va sottolineato che questo è un posto storico, ma non solo, è anche il capannone del presente e soprattutto del futuro. Questo è un luogo dove ancora oggi noi discutiamo con i lavoratori, ma soprattutto abbiamo intenzione di discutere ancora per tanti anni. Considerate che Porto Marghera è in profonda trasformazione e quindi avere un luogo come questo, che attraverso la sua storia da una parte, ma il suo presente e il futuro, è una cosa fondamentale. Trasformarlo in un qualsiasi luogo di aggregazione senza un obiettivo preciso che non coinvolga i lavoratori, noi non ci stiamo, ed ecco perché siamo qui da 14 giorni. Chiaro. Segretario, lei adesso è ancora segretario provinciale della Filctem, poi avremo collegamento con due ex dirigenti che attualmente invece sono nello SPCGL. C'è ancora una partecipazione sentita da parte dei giovani lavoratori, poi tanti sono lavoratori anche stranieri, al sindacato? La vita del sindacato come è cambiata? Ma sicuramente c'è questa partecipazione. È ovvio che la battaglia che stiamo intraprendendo col Comune di Venezia e con l'ENI, perché non dobbiamo scordarci anche chi vende questo capannone, non è un qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente i dirigenti sindacali per proteggere un fortino, ma è un qualcosa di diffuso all'interno delle fabbriche, in particolare del petrolchimico. Proprio in questo periodo abbiamo avuto nuove assunzioni, abbiamo una nuova generazione di lavoratori che quando entrano in questo luogo per partecipare alle assemblee inevitabilmente restano molto stupiti dell'importanza, della storia, della cultura, del sudore che si sente in questo luogo e quindi ci hanno dato il pieno appoggio perché si possa preservare tutta questa storia, ma ripeto e ribadisco il nostro presente e il nostro futuro. Assolutamente. E per quanto riguarda la situazione adesso dei chimici, colgo l'occasione visto che lei è presente, qual è? Ci sono il rinnovo contrattuale oppure posizioni occupazionali? Com'è la situazione? Allora, siamo in una situazione molto difficile e tra l'altro nulla accade per caso. Proprio in questi giorni l'ENI ci ha imposto la fermata in modo unilaterale del più importante impianto che abbiamo al petrolchimico. C'è la possibilità, speriamo di no, ma è probabile che questo possa anche decretare la fine dello storico petrolchimico di Porto Marghera, per una questione di effetto a catena anche verso le altre produzioni. E guarda caso l'ENI non solo si sbarazza dell'impianto più importante del petrolchimico, ma in contempo vende anche la parte più importante di lotta operaia, la parte più importante anche di relazioni industriali, perché ricordo che in questo capannone si sono anche firmati degli accordi molto importanti, non solo tra azienda e sindacato, ma addirittura accordi di programma. Non più tardi di una decina di anni fa, qui noi avevamo non solo ministri, ma anche governatori del Veneto, sindaci, per concordare un protocollo per rilanciare Porto Marghera. E
Quindi siamo in agitazione, non solo per il capannone, ma anche per la chiusura del cracking degli aromatici, ed è una situazione delicata perché ad aumentare la preoccupazione dei lavoratori chimici è il fatto che nell'altra parte della bilancia l'ENI propone una riconversione di Porto Marghera che non ha gambe, non ha futuro, che non porta nessun valore aggiunto a questo territorio e alle sue potenzialità industriali. Adesso, senza entrare nei dettagli, che sarebbe forse difficile farlo in modo così breve, ma l'ENI oggi vuole sancire la fine della chimica di base e probabilmente con degli effetti anche negli altri siti industriali che abbiamo in Val Padana, Ferrara, Mantova, Ravenna, e abbandona sostanzialmente Porto Marghera al suo destino. Un destino molto controverso che pur con mille strumenti, parliamo della ZLS, parliamo del protocollo, dell'accordo su l'area di crisi complessa, i protocolli del SIN per le bonifiche, però è storia recente di questi ultimi 20 anni. Purtroppo tutte queste potenzialità non sono state sfruttate, ma anzi Porto Marghera rischia di essere un'area abbandonata. Chiaro. Allora, io la ringrazio tantissimo. Se voi intanto volete dare il cambio con, penso, Nadi Pettenò, che così dopo lo ritroviamo, io ritorno in studio qui con Fulvio D'Azio. Il fatto che si voglia cambiare destinazione anche d'uso in qualche modo di tutta l'area del petrolchimico, perdere la chimica a livello veneziano, ma veneto e nazionale italiano, è un qualcosa di impattante in questo momento storico. Abbiamo visto quando si lasciano certe produzioni, poi le ripercussioni quali possono essere, dipendere dall'estero, però ci sono anche alcuni aspetti da salvaguardare, la tutela della salute, dell'ambiente, tanti elementi importanti, e di riqualificazione di Porto Marghera si era parlato tanto. Ma cioè, affrontare questo argomento ci vorrebbe non so quante ore, no, ma proprio insomma, una battuta, proprio per capire cosa, se ne avete mai parlato all'interno del sindacato. Il punto qual è? Che Venezia si sta caratterizzando sempre di più per una monocultura turistica, mordi e fuggi, con scarso valore aggiunto e con lavoro molto precario, insomma, che noi contrastiamo in tutti i modi. Porto Marghera ha sempre avuto una destinazione industriale rilevante, la portualità, e non si vive solo di servizi e quindi di turismo, di terziario. È importante anche il secondario, quindi l'industria, e noi riteniamo che Porto Marghera debba continuare ad essere un sito industriale. Lo è stato per tantissimi anni. Porto Marghera ha significato molto, anche in termini negativi per quanto riguarda l'inquinamento della laguna, eccetera. Però ricordiamo che quando è stata avviata, insomma, Porto Marghera, c'era miseria, quindi Marghera ha anche riscattato dalla miseria. Insomma, i miei genitori, mio padre lavorava lì e ha permesso a me, insomma, di avere quel benessere che loro non avevano conosciuto. Certo, ci sono aspetti ambientali che vanno assolutamente affrontati, c'è molta attenzione, poi magari ne parleranno le persone, i compagni che sono collegati lì al capannone, ma i temi dell'ambiente sono indubbiamente temi che il sindacato ha affrontato, cercando di coniugare lavoro e ambiente. Devono viaggiare di pari passo. Certo, non siamo più una volta dove prima c'era il lavoro, l'ambiente, chi ci pensava. Oggi non può esserci lavoro senza rispetto dell'ambiente e viceversa, insomma, su questo siamo tutti d'accordo. Quindi ecco, per questo noi riteniamo grave la decisione dell'ENI di
perlomeno nelle intenzioni di voler chiudere il cracking di Porto Marghera, insomma, perché sarebbe un colpo veramente, non dico mortale, ma difficile da assorbire per quanto riguarda l'area di Porto Marghera, insomma, che deve tenere una vocazione industriale. Chiaro, la città di Venezia è Venezia, centro storico, c'è Mestre e c'è Marghera. Questa è la città di Venezia, bisogna avere la capacità e l'intelligenza di tenere tutti assieme, cosa che quando era sindaco Massimo Cacciari riusciva, e non a caso ha scelto di sostenere la lotta che stanno portando avanti in primis i lavoratori della chimica di Marghera nel salvaguardare il capannone storico, come dicevo. Poi insomma, se non ti diranno loro qualcosa sui quadri, vorrei dirti qualcosa. Sì, assolutamente. Infatti, torniamo al capannone. Credo ci sia Pettenò, segretario Lega SPI di Zelarino, è giusto? Sì. È perfetto. Si mette un po' più vicino, che così riusciamo a sentirla meglio con l'audio. Ex delegato Filce a Filctem. Allora, ci dica lei la sua. La mia è che entro in questa fabbrica quando c'era, a 20 anni, e se non ci fosse stato la grande fabbrica io molto probabilmente non avrei neanche iniziato a fare politica. Ho trovato una grande compagnia di lavoratori della mia età, di cui abbiamo tutti assieme iniziato questa grande avventura. Oggi ci troviamo a difendere il capannone senza la grande fabbrica, e che purtroppo credo questo sia il grande tema di oggi, che è sparita la zona industriale. È ovvio che il capannone resta un simbolo e che deve essere gestito dal mio punto di vista dai lavoratori, ma se non ricostruiamo la grande fabbrica attorno e con questa anche l'unità sindacale, credo che avremo qualche problema per essere ascoltati. Noi vedo che in questa fabbrica abbiamo fatto migliaia di assemblee scontrandoci con i lavoratori, ma sempre con i lavoratori sempre attorno. Siamo stati un sindacato, qualche volta dicevano che eravamo un sindacato di destra con il segretario Sergio Cofferati, perché ci vedavamo avanti di cosa sarebbe successo qualche anno dopo. Oggi purtroppo le cose sono cambiate e quando entro in questo capannone sento l'aria che respiravo una volta, ma anche un'aria diversa, non più delle grandi discussioni, ma purtroppo quando chiudono le fabbriche il potere contrattuale del sindacato conta meno. È ovvio che a quei tempi si potrebbe dire un sindaco non si sarebbe mai permesso di poter fare un'operazione di questo tipo, che io ritengo importante, senza aver coinvolto il mondo del lavoro, i lavoratori che hanno fatto storia di questo territorio, di questa fabbrica. Perciò io credo che il buon senso alla fine porterà che il sindacato debba essere coinvolto, spero, come dicevo prima, in maniera unitaria, ma spero che il sindaco si renda conto, e anche la regione, che questo è un simbolo del mondo del lavoro e deve essere portato alle sue origini. Assolutamente. Guardi, lo interrompo un attimo, se vuole passare la parola a Franco Baldan, oppure se deve aggiungere qualcosa resti pure lei. Io intanto devo lanciare la pubblicità, quindi pochi secondi, poi ritorniamo in studio insieme.